Allora, buonasera, ancora benvenuti. Io sono Lorenzo Robustelli, sono il direttore di EUNews. Sono stato invitato a presentare questa interessante doppia presentazione che avremo qui a Bruxelles in pochi minuti per il terzo Space Meeting Veneto e del Veneto Strauss, che sono due eventi in realtà strettamente collegati, dei quali vi parleranno meglio coloro che si occupano di organizzarli, ma lo Space Meeting credo che tutti sappiate, basta leggere i numeri dello scorso anno, per guardare 250 imprese partecipanti, 25 paesi, 3.000 ospiti. Insomma, è stato un incontro, diciamo, di creazione di relazioni per la catena del valore. Questo è l'obiettivo, che ha avuto un grande successo e che quest'anno si ripeterà. Veneto Stars invece è una sorta di concorso rivolto ai giovani ricercatori, quali la Regione Veneto dà una mano per lanciare la propria carriera. Presento i nostri ospiti, dei panelist che gli ospiti. C'è Gianluigi Masullo, che è direttore area risorse finanziarie e strumenti di agenda digitale della Regione Veneto, Federico Zoppas, che è presidente di Aerospace Veneto Innovation Network, Stefano Castelli, CEO di Ave Group Advanced Business Events, Marco Canavaro, che è il rappresentante aggiunto d'Italia presso l'Unione Europea, e poi avremo due interventi di Anikumar Dave, che presenterà il ruolo del Veneto nello spazio, e Leana Zambonini, che presenterà invece il progetto Veneto Stars. Allora, siccome non volete ascoltare me, ma volete ascoltare loro, io passerei subito la voce al dottor Masullo, al quale devo dare il microfono perché è necessario. Allora, io ringrazio tutti i presenti, rinnovo il benvenuto a tutti, è veramente un orgoglio avervi questa sera qui con noi in Casa Veneto. Il presidente Luca Zaia, con grande lungimiranza, in un momento difficilissimo, perché eravamo in piena pandemia, quindi veramente la lucidità di un amministratore che nel pieno di una tempesta perfetta riesce con lungimiranza strategica a immaginare un futuro inevitabile e da raccogliere una sfida importante per tempo, anticipando anche. Quindi in piena pandemia il presidente Luca Zaia decide che è strategico per il Veneto partecipare alla Championship della Space Economy, e in particolare quella Championship che si chiama New Space Economy. Ecco che quindi oggi con noi a testimoniare ancora oggi questo interesse forte del nostro Presidente c'è con noi il capo di gabinetto del Presidente Luca Zaia, il dottor Federico Meneghesso, che ringrazio per lo stimolo che ci ha fornito, che ha fornito a tutti noi, è vero, Federico Zoppas. Federico Meneghesso fin da subito ha messo in trazione una squadra di poche persone, ma che sono subito entrate in confidenza molto pragmaticamente ad approcciare questo fronte. Sì, perché la New Space Economy richiede tante abilità, tante conoscenze, però il Presidente fin da subito ha intuito che il Veneto era un sistema, un territorio che poteva accettare, anzi doveva accettare questa sfida. È un territorio ricco di imprese, in primis manifatturiere, che fra l'altro si sono raggruppate anche costituendo un cluster in una rete innovativa regionale che si occupa di aerospazio, il cui presidente è appunto il dottor Federico Zoppas. È un territorio ricco anche di saperi, di know-how. Non dimentichiamo l'eccellenza universitaria dell'Università di Padova, che soprattutto su questo fronte può e continuerà a dire la sua, e quindi un grazie anche all'università, al sistema universitario tutto, in primis comunque a Padova, alla sua rettrice,
ai suoi direttori, che sono parte di questa squadra. È l'occasione però per ringraziare anche il dottor Grandi, capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Ciambetti, che avrebbe voluto tanto essere qui oggi con noi, e quindi porto i saluti oltre che del Presidente Zaia anche del Presidente Ciambetti. Siamo in Casa Veneto perché, e qui a Bruxelles, perché questi due eventi, lo Space Veneto Meeting 2026, terza edizione, 25, terza edizione, forse ecco, noi già guardiamo oltre, non ci fermiamo. Ecco, quindi l'edizione 25, che è la terza, seguendo la prima del 23, la seconda del 24, e la challenge di cui parlava il dottor Robustelli, quindi questo progetto all'interno di questo evento, che sempre per volere del Presidente guarda i giovani, perché sempre questa attenzione che ci deve essere sul capitale umano. E quale miglior capitale umano se non quello dei nostri giovani, tutti, perché questo è un progetto, una challenge, una sfida che riguarda tutti i giovani europei, non solo i ragazzi, tutti possono gareggiare in questa competizione, che poi vede subliminare questo momento di selezione proprio all'interno dell'evento dello Space Meeting. Io, siccome mi onoro, oltre che di coordinare le finanze della Regione del Veneto, anche l'ICT, quindi l'Information Communication Technology della Regione del Veneto, sono qui anche con l'altra mia squadra, quindi con l'altro mio braccio operativo, quindi con la direzione ICT, e ringrazio Luca De Pietro, uno dei miei più vicini e fidati collaboratori, che è qui con noi oggi, insieme a Veneto Innovazione, che ringrazio, è una società partecipata interamente da Regione del Veneto, e la stessa denominazione mi fa capire di cosa si occupa. Veneto Innovazione è un nostro braccio operativo che ci ha aiutato in questi anni a gestire anche la spesa economica, la challenge e l'evento. Però non potevamo essere da soli, è vero Federico, perché non potevamo non avere con noi il top del top, e quindi Apple. E quindi ringrazio veramente di cuore Stefan Cassetti, che oggi è qui con noi, così di far anche capire quali sono le specificità del nostro modello. Io non rubo ancora altro spazio agli illustri relatori, se non per salutare, ma veramente con un brivido di emozione, l'ambasciatore qui al mio fianco, perché il dottor Marco Canaparo è un ambasciatore tecnico e quindi con cognizione di causa oggi è a bordo con noi in questa missione spaziale. E siccome il nostro Presidente guarda sempre in alto, ma con i piedi ben saldi in terra, perché bisogna avere radici solide per guardare in alto, la ringrazio personalmente a nome della Regione e del suo Presidente in primis. E grazie dottor Bustelli per essere qui oggi con noi. Grazie. Ora c'è un breve video che ci fa vedere di cosa stiamo parlando, della prima delle due cose, cioè dello stesso meeting di quest'anno.
grazie. Allora, sperando che poi molti di voi possano andare a Venezia dal 20 al 22 maggio a partecipare all'evento, adesso è il turno di Anil Kumar Daiv, che è Special Advisor dell'Agenzia Digitale del Veneto, che ci spiega, adesso il microfono, perché il Veneto è importante oltre che per la cucina, la cultura, l'agricoltura, anche per lo spazio. Va bene, grazie mille. Posso? Grazie. Ok, allora la cosa bella di non essere più un'agenzia spaziale è che posso non essere imparziale. E quindi sicuramente quello che diciamo, la piccola ricerca su perché il Veneto e lo spazio, alla fine sono venute fuori delle cose molto interessanti. Io volevo raccontarvi in 5 minuti, perché è il tempo che ho a disposizione, quindi vediamo se riesco a convincervi. Il titolo è Diamo spazio al Veneto. In verità capire perché il passato, presente e il futuro dello spazio non è che passano, ma sono in Veneto. Allora, il Veneto è una regione predestinata perché nella campagna di Sloveni c'è la prima raffigurazione al mondo della cometa di Halley. La cometa di Halley è passata nel 1301, probabilmente, gioco l'ha vista, quando ho cominciato, quindi un anno prima. Se voi venite a Padova e andate alla campagna di Sloveni, questa è la prima raffigurazione al mondo della cometa che lui ebbe vide. Quindi diciamo, c'era già qualche cosa nella regione che poteva collegare allo spazio e in qualche modo alle stelle. Andando però avanti, questo è il primo oggetto lanciato nello spazio, lo Sputnik. Ora non so se qualcuno lo sa, ma lo Sputnik, il primo passaggio che fece sul continente europeo e soprattutto in Italia, questo è il primo segnale che fu rilevato. Non si legge molto, non si vede moltissimo. Vi metto l'altro segnale, questo. Qualcuno, diciamo dalle prime file in poi no, però leggerà qui Castelfranco Veneto. Il primo segnale dello Sputnik fu rilevato in Veneto e di nuovo c'è ancora un po' di spazio nel Veneto. Finché a un certo punto avvenne questo. Questo è il video originale del secondo lancio di un satellite italiano. L'Italia fu il terzo paese al mondo a lanciare un oggetto in orbita. In verità, mettiamola così, fu il quinto. Si dice terzo perché il terzo paese al mondo aveva lanciato un oggetto in orbita con un team e con ingegneri tutti dello stesso paese, tutti italiani. L'artefice di questo fu l'ingegner Luigi Broglio, che nacque nel 1911 a Mestre, quindi diciamo Veneto Doc, che decise di partire con l'avventura dello spazio e il primo satellite italiano lanciato nello spazio si chiamava, guarda caso, San Marco 1. Tra l'altro dalla piattaforma, il secondo invece che si chiamava, era una grandissima fantasia, San Marco 2, fu lanciato però da una piattaforma dalla base italiana, la piattaforma mobile si chiamava, sull'acqua si chiamava piattaforma San Marco, c'erano due piattaforme, San Marco e Santa Rita, in onore a Santa Rita delle missioni diciamo difficili, ma soprattutto il satellite e la piattaforma in onore della regione da cui l'ingegner Broglio arrivava. Però in verità andando avanti, nel 1920 invece nacque Giuseppe, detto Bepi, Colombo, a Padova, che fu insieme all'ingegner Broglio uno dei padri dello spazio in Italia. Lui fu, tra l'altro, gli è stato nominato un asteroide, intitolato un asteroide, il centro di studi di Padova sui centri spaziali è intitolato a lui. Lui fu famosissimo perché per la prima volta disegnò un progetto che era il Tethered, il satellite a filo, che tra l'altro fu testato in orbita dal primo astronauta italiano, quindi torniamo di nuovo ovviamente collegato con l'Italia, che era Franco Malerba. In verità se andiamo ancora avanti, storia recente, il Veneto è salito alla cronaca, mettiamola così, ma molto assolutamente primo nel mondo per aver mandato il primo ricevitore GNSS, quindi il primo ricevitore di un segnale satellitare, di navigazione satellitare sulla Luna. Quindi 2 marzo è atterrato Blue Ghost di Firefly, dove c'erano 16 esperimenti per un giorno lunare, quindi 14 giorni nostri sulla Terra. Il primo esperimento che è partito è stato quello di un'azienda di Bassano,
del Grappa, quindi assolutamente veneta, per rilevare il segnale. Un incredibile successo, un primo, un unicum nel mondo. Se non che il presente è fatto di, lo citavo anche prima il dottor Masurlo, è fatto anche di centri di ricerca di eccellenza. Ad esempio questo è l'osservatorio di Asiago, quindi facciamo un po' di anche marketing territoriale. Se volete venire in Veneto avete già dei posti da andare a visitare, Padova, la Capella degli Sloveni, e l'osservatorio di Asiago, che è l'osservatorio più grande, con l'ottica più grande in Italia quando fu costruito, gestito dall'Università di Padova e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Apro e chiudo parentesi, l'attuale presidente del DINAF in Veneto, ma questo magari non conta, in collaborazione con l'Università di Padova, di cui appunto è stato già detto. L'Università di Padova, che è la prima università in Italia, insieme alla Sapienza di Roma, di collaborazioni con la NASA, datate storicamente nel passato. Tutte e due, INAF e Padova e l'UPD, lavorano moltissimo con l'Agenzia Spaziale Italiana, con ASI, sui bandi di ricerca, e quindi, come dicono quelli bravi, a TRL basso. Ma forse non si sa che a Ca' Foscari, quindi Venezia, esiste invece la prima rete di ESA Lab, quindi in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. E quello che forse non si sa è che l'Università di Verona, il dipartimento che a base era Rovereto, ha aiutato sin dal principio il training degli astronauti sulla parte legata al movimento e alla fisica. Un'altra cosa che forse non si sa è che l'Istituto della Tecnologia, IIT, il Centro per le Tecnologie per i Beni Culturali, che è basato a Mestre, aprirà un joint lab con l'Agenzia Spaziale Italiana, e una sede sarà anche in Veneto. La cosa però più interessante sono le cose che ci sono dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista delle aziende. Istituzionale, l'ESA ha scelto il Veneto per insediare uno degli incubatori spazio, uno dei 5 incubatori spazio che ci sono in Italia, quindi l'ESA VIC di Padova, ma ha anche scelto di avere una delle 2 sedi del Technology Broker dell'ESA per l'Italia, quindi di nuovo anche quello a Padova un po' caput mundi, mettiamola così, per quanto riguarda lo spazio. Ma un'altra cosa che forse non si sa è che in Veneto, zona Rovigo, esiste invece la startup che per prima ha vinto la competizione come migliore startup dell'ESA, e quindi per applicazioni terrestri di tecnologie di derivazione spaziale. Ma in Veneto c'è invece anche la Compagine, quindi uno dei partenari del partenariato, che ha vinto il primo bando di Cassini, programma europeo, sul matchmaking per mettere insieme startup e investitori. Ma la Regione Veneto è anche la regione che insieme alle altre 4 regioni è regione pilota per la costellazione iride, ma la Regione Veneto è anche fondatore di Nereus. Quindi il Veneto, diciamo che è molto collegato allo spazio. La cosa invece sulle imprese, sicuramente ne parlerà poi il dottor Zoppa per quanto riguarda la rete, quindi io volevo invece vedere le cose non spazio, ma collegate allo spazio, che ci sono nella Regione Veneto. La Regione Veneto ha delle aziende che hanno permesso agli astronauti di camminare in maniera più comoda quando rientrano a terra, ma prendendo ispirazione dallo spazio, quindi tutti conosciamo il Moonboot. Forse non sapete che a Montegrotto Terme esiste la piscina più profonda al mondo, dove alcuni astronauti i para-astronauti vengono a fare le prove di immersione, perché l'acqua è l'ambiente più vicino, più simile alla senza gravità. Quello che non sapete è che l'ESA da ormai 6 anni si fornisce di calzature particolari per fare le prove di trekking per gli astronauti, per i candidati astronauti, e queste calzature vengono fatte sulla linea del 30 in Veneto. Così come dalle ultime 5 missioni lo chef vicentino Stefano Polato è quello che cucina il bonus food, e comunque in generale tutti gli alimenti per gli astronauti italiani. Qui lo vedete con Samantha Cristoforetti, che tra le altre cose era di Pancia al 51esimo scuola di Strana, provincia di Treviso. Ma quello che forse non si sa è che si parla tanto di mappe, ma la prima azienda che ha portato le mappe digitali in Italia, in questo caso delle Atlas, è di Treviso. E l'ultima cosa, i nuovi concept delle tute per gli astronauti, in collaborazione con l'MIT e con la NASA, vengono fatti da un'azienda che ha altre cose rispetto allo spazio, che è basata a Vicenza. Quindi il presente è un presente molto presente, in qualche modo, perché aziende non spazio che si collegano allo spazio, e quindi in questo è un caso molto particolare. Il futuro è giovane. Il futuro è giovane perché se guardiamo le attività, anche questo il dottor Masurlo ha citato parlando di Veneto Stars, poi sentiremo anche da Ilenia
la challenge cosa consiste, però se guardiamo il futuro e quindi i giovani, il Veneto è stato l'unica regione che ha avuto per la prima volta 2 sedi della NASA Space Time Challenge, che è la competizione più grande al mondo supportata da NASA, e ce ne sarà un'altra edizione di nuovo quest'anno ad ottobre. È la prima regione che ha deciso di supportare non start-up ma idee per quanto riguarda applicazioni antispaziali in ambiti non spazio, ne sentiremo parlare dopo in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, ma futuro, la settimana prossima si terrà per la prima volta l'Assemblea Generale dei Copernicus Academy, quindi la formazione dei Copernicus Re, quindi totalmente Commissione Europea. Indovinate un po' dove si terrà questa General Assembly? In Veneto, sarà a Venezia. La prima volta invece che cito questo, perché questo non lo sa ancora nessuno, neanche magari qualcuno di qua che è coinvolto, ma il primo programma di Cassini sugli Space Camp, cioè creare un curriculum europeo legato allo spazio per ragazzi tra i 14 e i 18 anni, sono stati scelti 7 siti in tutta Europa, 1 solo in Italia e vi lascio indovinare dove è in Veneto. Quindi anche su questo diciamo che, quindi se proprio dobbiamo dirla tutta, è vero che stiamo parlando di Space Meetings Veneto e Veneto Stars, però forse pensandoci bene, invece che diamo spazio al Veneto, il titolo della presentazione avrebbe dovuto essere che il Veneto si prende lo spazio, perché passato, presente e futuro dello spazio non è che passano in Veneto, ma sono assolutamente in Veneto. Spero di avervi convinto. Bene, se qualcuno aveva dei dubbi su cosa ha a che fare il Veneto con lo spazio, adesso. E appunto si faceva ora riferimento ai giovani, ora c'è un video di 1 minuto che ci racconta il Veneto Stars Channel. La nuova sfida per il 2025 avrà un tema molto vincente: Blue and Space Economy. Ovviamente vi ricordo che le prime 2 edizioni sono state partecipatissime con oltre 100 ragazzi innovatori da tutta Europa. Ci spiega cos'è questo progetto Veneto Stars e come coinvolge i giovani che sono molto giovani tra l'altro. Grazie. Sì, guardi, guardando il video adesso facciamo questa riflessione. Il Presidente lanciava il tema di quest'anno, 2025. Abbiamo iniziato Veneto Stars nel 2023. Il Presidente, mi ricordo che ci disse: ma come possiamo dare spazio ai giovani? Perfetto, le 2 che in borsa proprio il progetto Veneto Stars, spazio e giovani. Allora, la
Allora, Challenge Veneto Stars è un progetto di Regione del Veneto ed è una delle principali iniziative di agenda digitale del Veneto in collaborazione con Veneto Innovazione, per l'avvio di un laboratorio permanente di Open Innovation dedicati ai giovani europei. Come giustamente diceva prima, sono molto giovani, 18-25 anni. Diamo loro appunto la possibilità di proporre semplicemente un'idea basata sull'utilizzo dei dati spaziali che serve ovviamente a favorire il nostro territorio veneto, la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Inoltre abbiamo anche un obiettivo, oltre appunto allo sviluppo del nostro territorio, un obiettivo anche proprio quello per i giovani europei, che li stimoliamo e li attraiamo nel nostro territorio con delle idee innovative. Vi dicevo appunto che le parole base, keywords di Veneto Star sono giovani e spazio, ma abbiamo anche tre che sono molto semplici ma anche molto efficaci. Coinvolgere, perché cosa vogliamo fare noi? A coinvolgere i nostri giovani europei a partecipare alla challenge assieme ai nostri partner, chiaramente. Promuovere, dare visibilità non solo alle idee vincitrici, ma anche alle presentazioni, alle idee proposte. Concretizzare, questa è una parola su cui proprio non ne scappiamo come meriti, dare concretezza alle idee vincitrici, attuando un programma specifico, direi unico, di monitoring. Come vi dicevo, le edizioni sono state 3. 2023 è stata dedicata al tema sull'agrifood. 2024 il tema è stato i siti culturali e il patrimonio UNESCO del territorio veneto, e nel 2025, come ci diceva il nostro Presidente, è la Green Space Economy. Vi faccio proprio un brevissimo, senza entrare troppi tecnicismi, delle precedenti edizioni. 2023 abbiamo detto che appunto le soluzioni tecnologiche innovative che ci arrivavano erano destinate a migliorare il nostro settore primario. Cosa abbiamo visto? 19 team e 73 partecipanti, paesi coinvolti 6: Polonia, Lettonia, Italia, Olanda, Germania e Lussemburgo. Non appunto entro nei tecnicismi, comunque le aree di interesse che ci sono arrivate le potete leggere qui: supporto all'agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale, prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e agricoli. Questi sono i temi dell'edizione 2023. I vincitori. In realtà nel 2023 ne abbiamo fatto un vincitore, che è The Space Ranchers, che proveniva dai Paesi Bassi. Loro hanno utilizzato i dati satellitari dell'ECA per mappare il nostro territorio e quindi migliorare la coltura. Edizione 2024, come vi dicevo prima, valorizzare il nostro patrimonio culturale e i siti UNESCO. Abbiamo visto 9 team e 33 partecipanti, paesi Italia, Francia e Repubblica Ceca. Anche qui, senza entrare troppo nel tecnicismo, le idee, ve ne leggo solamente alcune: miglioria dell'efficienza energetica degli edifici, consumo d'acqua legato al turismo e soprattutto, ce n'è una che potrebbe piacervi, esplorare virtualmente i siti attraverso immagini panoramiche e modelli 3D delle colline del Prosecco di Carnegliano e Guadagnate. Ed ecco i vincitori del 2004, proprio su queste aree. I vincitori sono Thermix Space, Italia. Proprio loro hanno creato questa idea per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Abbiamo anche un caso pilota, l'hanno preso la nostra l'arena di Verona, l'area circostante. Secondo, nell'edizione 2024 abbiamo deciso di premiare 3. Secondo vincitore, Safe Is Italia. Loro, attraverso l'utilizzo dei dati satellitari, in particolare della costellazione di Copernicus, hanno, sempre rimanendo in tema colline del Prosecco di Valdogliate e Conegliano, hanno migliorato a monitorare i biglietti. Ok, terzo, Francia, Coast in Veneto. Progetto molto particolare, molto originale. Caso pilota hanno proprio preso la nostra tipicissima Venezia e la sua laguna e hanno utilizzato i dati satellitari per monitorare l'erosione costiera.
E arriviamo finalmente al tema del 2025 che appunto è stato lanciato prima con il video dal nostro presidente Zaia. Blue and Space Economy. Quali sono le aree di applicabilità della Blue and Space Economy? Ve ne ho messe qualcuna, chiaramente poi sono veramente molto vaste. L'ambiente marino, logistica terrestre e marittima, arte, cultura e i nostri paesaggi unici, come dicevamo prima, Venezia e Laguna ad esempio, energie rinnovabili e sostenibilità, ingegneria, materiali e sistemi di propulsione, turismo blu, gestione dei prodotti ittici, cambiamento climatico e sicurezza ambientale. Partecipare alla challenge Verità è molto semplice. Allora, prendiamo 4 fasi. La prima, presentare semplicemente la propria idea entro il 10 aprile. È proprio andando sul sito veritastars.com, troverete un form, un semplicissimo Google Form, nome, cognome, team, invio. Selezione. Entro il 19 aprile, da una giuria selezionata, verranno selezionate le 10 idee migliori. Premiazione. A maggio, chiaramente, i vincitori finalisti sono invitati all'evento internazionale Space Meet in Veneto. Sulla quarta fase non mi dilungo perché è la parte proprio di concretezza che dicevamo prima. Viene sviluppato un percorso di mentoring, quindi i vincitori vengono ospitati in Veneto, ma sarà ovviamente studiato caso per caso. I criteri di selezione, sempre appunto perché a noi le idee ci piacciono, ma devono essere anche fattibili, eccoli qua i criteri che la giuria prenderà in considerazione. Rilevanza, scalabilità, impatto, il team, la fattibilità e la presentazione. Appunto, sempre rimanendo in tema di concretezza, perché li invitiamo allo Space Meet di Veneto? Perché noi vogliamo far incontrare i giovani e dare l'opportunità di conoscere altri professionisti, altre aziende e altre istituzioni. Chiaramente tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto dei grandissimi partner che ci hanno sostenuto nel corso degli anni. Non ve li ho elencati tutti, vi dico sempre per semplicità solo quelli di quest'anno. Come vedete abbiamo l'ASI, Copernicus, ESA, come sempre, e il sponsor particolarmente gradito quest'anno è la Marina Militare. Niente, questa è la challenge di Veneto Stars. Chiaramente se avete giovani con idee, attendiamo entro il 10 aprile sul nostro sito Veneto Stars. Grazie dottoressa Zamolini, veramente interessante e stimolante. E ora appunto Giovani Innovatori, rete innovativa regionale presieduta dal presidente appunto Federico Zoppas. Ci spiega un po' come funziona questa vostra rete d'eccezione? Buonasera a tutti, mi unisco anch'io ai saluti istituzionali. Vorrei ringraziare prima di tutto il Presidente Zaia che ci ha messo a disposizione Casa Veneto qui a Bruxelles, e vorrei salutare e ringraziare l'ambasciatore Canaparo, il dottor Grande e il dottor Meneghesso e tutto lo staff della Regione con la quale da ormai qualche anno stiamo collaborando a questo bellissimo progetto molto avvincente da quello che avete potuto percepire da chi mi ha preceduto. Ringrazio anche ormai un amico Stefano con il quale abbiamo iniziato questa avventura già 3 anni fa. Volevo premettere una cosa, già tanto è stato detto, però mi piacerebbe molto, visto che io sono diciamo di estrazione più industriale, fare un leggero passo indietro, perché secondo me ad espressione proprio del nostro territorio, che ricordo che è la 4ª regione del Veneto e che esprime circa il 9,2% del PIL italiano e ha un export di circa 83 miliardi di euro, ed è fatto da un tessuto di aziende e come ben sapete, ben conoscete, sono aziende che normalmente sono organizzate appunto in distretti, e i distretti a suo tempo erano sempre stati identificati come distretti appunto molto regionalizzati oppure localizzati. Quindi già il concetto di RIR, quindi rete innovativa regionale,
che è questo strumento che ha messo a punto tramite l'assessore mercato della regione, dà la possibilità di immaginare un distretto più allargato, quindi non è che siamo posizionati nella provincia di Treviso, Rovigo piuttosto che Verona, ma si parla proprio del Veneto e quindi dell'ecosistema che prima abbiamo in qualche modo descritto. Quando si parlava della space economy, aziende tipo la nostra, che dal 1990 più o meno forniamo componentistica che gestisce il bilanciamento tecnico dei satelliti, avevamo un mercato molto circoscritto perché di fatto era abbastanza appannaggio di programmi governativi e di conseguenza non si poteva crescere un settore che era per definizione chiuso. Con l'avvento della New Space Economy, quindi è stata tutta una serie di passaggi che cadeva quasi con l'avvento della pandemia ma soprattutto anche con l'avvento degli investimenti privati appunto nella Space Economy, abbiamo avuto la possibilità, grazie anche all'intuizione del professor De Ley e ad aziende tipo la nostra e altre due tipo Isoprima e l'Officina Stellare con la quale abbiamo costituito il nostro consorzio, abbiamo avuto la possibilità di presentare questo progetto al Presidente Zaia e appunto tramite l'allora quasi sconosciuto omonimo Federico abbiamo iniziato ad intrattenere dei rapporti, devo dire, molto sempre più stretti, molto sporadici all'inizio, ma alla fine sempre più stretti, e siamo riusciti a coinvolgere in maniera molto importante il territorio, quindi la regione e tutto il team della regione, che ringrazio ancora perché sta facendo, avete visto l'entusiasmo con il quale ha presentato questi progetti che fino a poco tempo fa assolutamente non c'erano. L'università, che era la proprietaria di fatto di moltissime conoscenze, ma non tanto tecnologiche, perché molte aziende come la nostra lavoravano con l'università per appunto alcuni prodotti che poi erano stati montati in satelliti piuttosto che moduli lunari e che erano assolutamente sconosciuti ai più, e quindi di fatto siamo riusciti a costruire questo progetto. È chiaro che poi ci voleva un impulso, devo dire, molto importante, che ci ha permesso anche ci ha consentito di far conoscere quello che di fatto eravamo e siamo, e attraverso il Veneto Space Meetings che ci descriverà più tardi poi Stefan, siamo riusciti a sancire questa nostra forza e soprattutto questa nostra collaborazione e questo ecosistema. Ecco, da allora, quando abbiamo costituito la nostra rete, quindi è il distretto aerospaziale del Veneto, in Italia erano già presenti dei distretti nati chi 15, chi 20 anni prima, per cui immaginate se il Veneto ha fatto in 3 anni quello che avete visto poco fa, magari siamo partiti anche prima con 7 dose, però gli altri distretti, mi riferisco al distretto pugliese piuttosto che quello piemontese, avevano già nel proprio territorio una conformazione particolare per cui l'aeronautica era di fatto una tradizione industriale e quindi erano molto più agevolati. Immaginate noi senza praticamente nessun tipo di prime contractors con operazioni se non uno stabilimento di Leonardo che assembla elicotteri vicino all'aeroporto di Tessera, veramente abbiamo avuto un'opportunità secondo me più unica che rara. Perché dico questo? Perché da 20 aziende che eravamo a far parte del nostro consorzio oggi siamo oltre 100 aziende, abbiamo tramite l'Università di Padova che fa da capofila per le altre università del Veneto che avete visto prima che tipo di competenze possono avere, e abbiamo racchiuso il laboratorio del CNR, l'Istituto di Fotonica e di Nanotecnologie, abbiamo un centro di trasferimento tecnologico che si chiama T2I, e poi soprattutto le nostre aziende esprimono circa 2 miliardi e 4 di fatturato aggregato e occupano circa 5.500 addetti, e abbiamo avuto un riconoscimento molto importante da uno studio di Boston Consulting che ci colloca come regione che da qui al 2040 sarà in grado di raddoppiare il numero di addetti e soprattutto raddoppiare anche il numero di fatturato espresso nell'ambito della New Space Economy. Volevo anche così citare il fatto che Confindustria Nazionale ha creato il primo gruppo tecnico aerospazio, solamente quest'anno con il Presidente Orsini. Io sono molto onorato di farne parte, ma soprattutto anche nel nostro territorio Confindustria Veneto Est
la nostra Presidente Paola Carron ha deciso di istituire una delega alla New Space Economy, che io ricopro, diciamo, con molto onore, perché devo dire ha capito molto in maniera molto decisa che ormai noi siamo qui a parlare veramente in maniera concreta di politica industriale. Perché? Perché le nostre aziende sono molto esposte a fenomeni di commoditizzazione, siamo attaccati in continuazione da gente che è molto più brava di noi a fare determinati prodotti, chiaramente beneficiando magari di manodopera più a basso costo, oppure di fenomeni proprio di diciamo, regionalizzazione della supply chain. Per questo tipo di settore ci ha costretto a collaborare in maniera molto più stretta tra noi e in maniera molto più stretta anche tra gli enti di ricerca, e a favorire l'innovazione e a favorire la ricerca, perché lassù ovviamente non si sa che cosa ci può succedere. Lassù ci sono ancora dei question mark che sono, devo dire, ancora territorio abbastanza non noto, però si parla di andare su Marte, si parla di creare degli ambienti lavorativi abitabili sulla Luna, eppure non possiamo creare un razzo, un'astronave che possa portare il mangiare o le provviste, per esempio, per 6 mesi di viaggio in andata e 6 mesi di viaggio in ritorno. Per cui ci sono opportunità rappresentate per esempio dalla cultura aeroponica, presente nella nostra rete, ci sono opportunità che sono rappresentate per esempio da comunicazioni laser oppure quantistiche che sono presenti nella nostra rete, ci sono opportunità che sono date dal creare una comfort per gli astronauti che sono presenti all'interno della nostra rete, e ci sono anche delle opportunità che sono legate al nostro territorio, del quale vi parlerò tra un secondo. Quindi devo dire che il fatto di avere anche una regione che favorisce questo tipo di iniziativa, che in qualche modo, io dico sempre, ormai sono i giovani che scelgono le aziende, e quindi noi dobbiamo essere sexy, dobbiamo essere attraenti per i giovani, quindi questo tipo di attività sono assolutamente il nocciolo duro di quello che ci serve per continuare questo nuovo progetto di politica economica e industriale. La cosa che ci caratterizza, poi dicevo Stefan parlerà un attimo in profondità del nostro Veneto Space Meetings, però dicevo non abbiamo i prime contractors, ma abbiamo per esempio il nostro vino, abbiamo il prosecco, abbiamo la porcella, abbiamo l'agritech e abbiamo il wine tech, che sono tutte tecnologie che, come si diceva prima, sono assolutamente nella strategia del poter utilizzare tecnologie aerospaziali. Abbiamo il nostro Score System, che è uno dei distretti più importanti che ci sono al mondo. Oggi lo posso dire perché è pubblicato in un giornale, un'azienda nota del nostro territorio, la Tecnica, ha chiuso un suo articolo dove dice che ha rilanciato, diciamo, il progetto dei Moonboot, che sono stati disegnati dal fondatore in occasione del 1969 dell'atterraggio dell'uomo sulla Luna. Dice chissà se magari possiamo ritornare sulla Luna, o potrete ritornare sulla Luna, e il figlio del fondatore, Alberto Zanata, ha detto certo, noi ormai siamo parte del distretto industriale del Veneto, stiamo collaborando con aziende aerospaziali, per cui è chiaro che la nostra missione è tornare sulla Luna. Quindi queste sono cose che veramente sono, devo dire, molto importanti di soddisfazione, perché sanciscono ancora di più questo nostro sforzo. Concludo ancora una volta ringraziando tutti quanti, e credo di non aver dimenticato nulla, poi magari ne potremo riparlare se c'è qualche domanda più tardi, però vi lascerei appunto la descrizione del nostro Stefan Castello, del nostro evento di maggio. Grazie mille e grazie a tutti. Ecco appunto, l'introduzione di Stefan Castello è già stata fatta dalla Presidenza Dopas. È preciso che lui è CEO di Abedu, che è un'agenzia diciamo, specializzata nell'organizzare eventi in questo settore, quindi è forse la più importante che abbiamo qui in Europa. Appunto, e gestisce l'evento di Venezia. Spieghi un po' come funziona. Parlerà in inglese. Capisco italiano, non posso ancora parlare. It's my objective for 27, 29.
Thank you so much. Thank you to be here. Well, now it's the most important part of your job, translate English to Italian with a southern French accent. It's like a space travel. AB, we are a European company. We are based in France, in Spain, in Italy. But we have more than 14 offices in the world. We organize more than 40 events per year, more dedicated on aerospace, defense, space industry, automotive, or byway. And Space Meetings Veneto is really one of our most important events since 3 years. And really, I'm really proud to co-organize with Cosimo this event. I think now, after Dave's presentation, everybody knows why Veneto is a good location and a good choice to organize this kind of event. For me, Venezia and Veneto is maybe we don't have better place to talk about the past and the future. Maybe we don't have a better place to talk about the whole economy and the next economy. And when we talk about Space Meetings Veneto, we talk about space economy, but we talk about the future. And it's really, really important to make the link between the history and the future. And that is the reason why I think Venezia and Veneto is a very good choice to talk about that. At the same time, we discuss about Prosecco, for example. In this case, it's a very good location to talk about agritech. We discuss about climate, Earth observation. In Veneto, we have the sea, we have the mountains, we have the lagoon. It's another reason, it's a perfect place to talk about space and the future. For all these reasons, we are really happy to have this event and to co-organize this event. And it's not a private initiative. It's really a collaboration between public organization and the private company. We co-organize with Cosimo. It's impossible to organize this kind of event without the support of a Regione Veneto. It's impossible to do that. It's impossible to organize this event without strong industrial support, and we have Leonardo, we have Thales Alenia, we have Avio, we have all the large institutions, we have AGAT, we have ASI, we have Confindustria, we have European Space Agency. That is the one we could imagine we have success. At the same time, Space Meetings Veneto, it's not a traditional show. Everybody knows about large exhibition, huge exhibition. It's really different because, of course, we have a part of exhibition, but we focus on a very high-level conference program, and for that we have very important speakers, and we have a very important committee dedicated, technical committee dedicated on that, and we focus on the B2B meetings. We organize more than 5,000 B2B meetings in 2 days. We have a matchmaking platform to make the B2B between the buyers, between the users, and between the suppliers. And this is the heart, and this is the main things why we are different than the other show during Space Meetings Veneto. Of course, this year we will have a full support for all these players. We received so many confirmations from companies from Airbus, from Arianespace, from Lockheed Martin, from JAXA, the Japanese Space Agency, from ISRO, the Indian Space Agency, or they will come, they will be present with us. Of course, we will attract, again, with the Veneto startup, students, and so many initiatives dedicated on the space economy. And we are really confident about what we will be able to organize this year and to continue to put Space Meetings Veneto on a map. But not only on an Italian map, because now we are on a European map since 2023, but for the future on the international map
or everybody will think about Space Meetings Veneto could become one of the most efficient events dedicated on space. And it's our objective. We have a strong team to do that, and it's our main objective. Really, it's our main objective. This year, we will talk about supply chain and manufacturing. We will talk about space application for agri-tech, but not only, we'll have some focus for space and sport. Climate monitoring, of course. Sustainable practices. This is very important in the strategic topics. But we will talk at the same time on space operation, including navigation, communication, cybersecurity, debris management, with a key point and a key part of our future and of the space economy. We are really excited always to have this event. We are really excited to be able to bring more and more. I hope we will be able to join us. I hope you will be able to help us to promote this event, to promote Veneto destination, and I hope I will have the chance with all the team to be able to see you in May in Veneto. Thank you for that, and thank you for your time. Visto l'ambasciatore Canavaro prendere appunti su appunti durante questi interventi, e quindi c'è stato descritto un grande presente, ma soprattutto un grande futuro. Secondo lei cosa può succedere nei prossimi anni? Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Ringrazio per questa domanda molto facile, dottor Augusto. Io lo so, qua diciamo è sempre difficile parlare per ultimo perché molte cose sono già state dette. Io mi limiterei a un saluto e un ringraziamento innanzitutto alla Regione Veneto, anche al Presidente Zaida, al Presidente Ciambetti, qui rappresentati dal dottor Meneghesso e dal dottor Grande. Un ringraziamento anche al Presidente Zoppas, alla rete innovativa regionale AIR e a tutti i promotori dell'iniziativa. Un ringraziamento anche all'amico dottor Carlo Pini che rappresenta poi il Veneto con grande sempre entusiasmo e attività. Volevo ricordare questa cosa che io ho assunto le mie funzioni il 5 febbraio, è già la seconda volta che partecipo a un evento alla sede della Regione Veneto, non è successo con nessuna regione, quindi è un simbolo dell'attivismo della Regione a Bruxelles, ma anche dell'intensa collaborazione con la rappresentanza con tutte le regioni, chiaramente la Regione Veneto è una delle nostre preferite. Ho sentito molto su questi due eventi, in realtà lo Space Meetings Veneto, direi dal nostro punto di vista rappresenta un esempio concreto di come i territori possano giocare un ruolo da protagonisti nell'economia dello spazio. Noi pensiamo sempre che i protagonisti sono gli stati, ma anche i territori e le regioni possono svolgere questo ruolo. E direi che in questo senso Venezia si conferma ancora una volta una città non solo un simbolo di dialogo tra culture e innovazioni, ma anche la crocevia di nuove competenze industriali, ricerca e visione strategica. Quindi forse mai come in questo caso possiamo pensare a una città con uno straordinario passato che però non vive del suo passato, ma si proietta a una grande visione del futuro. Sempre dal nostro punto di vista l'appuntamento di maggio sarà una preziosa occasione per mettere in rete attori pubblici, privati, grandi gruppi industriali, start-up, centri di ricerca e giovani innovatori. Direi che questo evento sancisce questa sinergia, no? Che è portata veramente in una maniera eccellente, che è stata costruita in Veneto tra le aziende, il territorio e l'università, la componente che ricordava il Presidente Zoppa sia molto importante. Cioè 3 soggetti che lavorano insieme per un unico grande risultato. Anche la Challenge Veneto Stars è un'iniziativa che coniuga formazione, creatività e uso dei dati spaziali per obiettivi concreti di sostenibilità e sviluppo locale. Quindi è un'iniziativa che è perfettamente in linea con le priorità che il campo europeo, l'Unione Europea persegue nel campo dello spazio e dell'innovazione. 2 parole sul ruolo dell'Italia. Come sapete l'Italia, io rappresento in questo caso il governo, svolge un ruolo di primo piano nel settore spaziale sia a livello industriale che istituzionale. L'Italia, il nostro paese è fortemente impegnato nella promozione di una visione integrata e ambiziosa
dell'Europa dello spazio, che valorizzi le competenze nazionali e rafforzi anche le sinergie tra Commissione, Stati membri e agenzie come ad esempio l'ESA. E quindi eventi come quello odierno ci ricordano quanto sia strategico sostenere una cultura dello spazio diffusa, capace di coinvolgere, ripeto, territori, imprese, università e anche nuove generazioni con l'iniziativa in particolare Aerospace. E quindi noi riteniamo che questa è la strada per consolidare la leadership europea nello spazio, che rafforzi e mette insieme la competitività, la sicurezza e l'innovazione, che sono i tre grandi mantra che in questo momento guidano la linea dell'Unione Europea. E apprezziamo anche molto il fatto che in soli 4 anni, direi, una regione come il Veneto è riuscito, il Veneto dell'aerospazio è riuscito a collocarsi tra i primi posti in Italia in questo settore. E quindi concludo rinnovando il plauso della rappresentanza permanente d'Italia e delle Nazioni Europee per questa iniziativa. Auguriamo successo allo Space Meetings Veneto 2025 da Challenge Veneto Stars e ribadisco il nostro pieno sostegno e disponibilità a collaborare sia per queste iniziative e anche in futuro. Grazie. È stato detto soprattutto bene da tutti gli intervenuti, ma se volete abbiamo 5 minuti, siamo quasi puntuali, abbiamo solo 3 minuti di ritardo. Se c'è qualche domanda, qualche intervento, però deve essere una cosa breve, 1 minuto. 10 secondi per presentarmi, sono un primo ricercatore ENEA, ma distaccato alla direzione generale DEFIS, Industria della Difesa e Spazio. Ho visto, Presidente, che la sua organizzazione fa parte della European Network Defense Region. Io penso che è triste, non lo vorremmo, ma è molto importante pensare alla difesa oggi. E non ho visto tra i temi della conferenza la difesa. Penso che la sicurezza e la difesa dovrebbero esserci. Non so se è una domanda di azione, forse più che altro. È stato accennato la cibersicurezza, che fa parte sicuramente della difesa. Non so se qualcuno vuole rispondere. Il progetto è nato per qualcos'altro, è nato per scopi civili. Allora, intanto grazie per la domanda, perché era proprio la domanda che non volevamo, no scherzo, perché in questo momento è una domanda, è proprio la cosiddetta tricky question, perché ovviamente sono tematiche molto sensibili, però a me piacerebbe interpretarle in questo modo. Ovviamente noi forniamo prodotti ad aziende che lavorano per esempio con determinate tecnologie in ambito civile, per esempio utilizziamo determinate tecnologie, se pensiamo a Leonardo elicotteri che vengono utilizzati per prestare attività di pronto soccorso in caso di incidente. Queste tecnologie ci consentono di fare degli interventi in montagna in maniera assolutamente estrema, perché io ho visto elicotteri posizionarsi in overing veramente con le pale a distanza super avvicinata, con condizioni meteo super avverse. Abbiamo visto elicotteri costruire impianti di risalita, abbiamo visto elicotteri portare persone in quasi tutte le conformazioni o rivestimenti dal VIP piuttosto che al punto trasporto truppe, ed è chiaro che molti degli investimenti ci possono essere impiegati per aiutarci a difendere i nostri territori, per cui io la leggerei in questo modo. È chiaro che poi tutte le nostre tecnologie di oggi sono di derivazione nell'ambito della difesa, per non dire militare, però il GPS viene dalla difesa e oggi non andiamo neanche a fare la spesa a piedi senza il GPS. Internet nasce appunto dalla difesa, per cui è un qualche cosa con il quale bisogna convivere e soprattutto gli investimenti in difesa sono quelli che appunto hanno portato a maggior numero di innovazioni. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. You're right, but I mentioned before a few companies, they will be here for the B2B at the same time, and for the manufacturing and the supply chain. And
Lockheed Martin, it's not only civil, Airbus Defence and Space, Leonardo. Voilà. No, I think of course we will have one of dedicated on defense topics, but more focused on the B2B, between the relation between the buyers and the suppliers. And this is a part of the business. Ci sono altre... Andiamo giù dalla signora, c'è solo che la signora prendo da lei. Poi cercare di passare. Excuse me, can I ask in English? I'm more sure in that. Thank you for your question. And we represent the European network where regions work interregionally on better using space data and services. And with, I think in all research areas, in all sectors, we will have now a discussion on defense, resilience, safety and security. And for us, it is very important to highlight that we have to look much more at the civil sector, at civil contexts, at civil value chains, and see and better explore our technologies, the technologies that are already existing to secure these civil contexts. Thank you. Un intervento per una domanda, quindi forse possiamo passare alla domanda. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono il rappresentante di un'azienda della New Space Economy che è locata in Lombardia, però il capo, il CEO, è un impegno. E incidentalmente sono anche un generale dell'esercito in congedo, quindi tecnicamente potrei anche rispondere da un punto di vista dotrinale alla sua domanda. Volevo velocissimamente invece lanciare una sfida al dottor Lopez e alle istituzioni venete. Visto che avete creato questa forte simbiosi, questa sinergia nel campo delle istituzioni, il territorio e le aziende, la sfida che io vi lancio, ed è spazio e futuro, di cominciare a coordinarvi con le altre regioni e diventare voi la forza e il collettore, perché siete una regione già organizzata e potente, siccome il futuro è lo spazio e lo spazio è il futuro. L'idea principale era far sì che l'Italia venga veicolata e decolli insieme a voi Regione Veneto. Questa è la sfida che vi lancio. Intanto grazie per la domanda, e io credo che noi ci conosciamo ormai da un anno e poi lei è venuto anche a trovarci in uno dei nostri incontri prima del Veneto Space Meetings, però spero che si possa apprezzare un po' anche i passi avanti che siamo riusciti a fare. Io vorrei commentare come una cosa, questo progetto è un progetto che adesso non si vede perché, però di fatto mette prima di tutto, si chiama SACCO ed è il primo progetto del Veneto, perché siccome noi veneti abbiamo appunto questo DNA così imprenditoriale, non siamo mai fermi, abbiamo iniziato a dire su iniziativa di una delle nostre aziende, ma perché non proviamo a immaginare di costruire un satellite made in Veneto e cerchiamo di capire attorno a un frame che è il corpo del satellite, la cosiddetta spacecraft, qualcuno mi correggerà se uso termini inappropriati, e cerchiamo di capire che tipo di tecnologie presenti all'interno del nostro distretto possono riuscire a costruire o equipaggiare il satellite. E questo è stato un primo progetto che innanzitutto ha consentito di metterci in discussione tutti, dalla regione che ha individuato il bando per finanziare il progetto e ha assegnato circa 2 milioni di euro, e prima non c'era, quindi abbiamo veramente dovuto bussare, non dico rompere le scatole perché non è necessario, perché con il team, devo dire, come dicevo prima, della regione sono loro che quasi dettano i tempi o tirano i tempi, mai un minuto di ritardo in una riunione e quant'altro, per cui devo dire grazie ancora. Ma questo progetto qua è propedeutico, è un progetto riconfigurabile, un satellite riconfigurabile che poi a seconda di come uno lo voglia equipaggiare con sistemi di comunicazione, con sistemi ottici, può essere messo poi ovviamente a fattor comune anche con altre regioni, perché chiaramente gli elementi mancanti del nostro progetto devono essere giocoforza poi colmati o riempiti da aziende del nostro territorio.
e per di più non è che facciamo molta fatica perché appunto l'Italia è uno dei maggiori player al mondo in ambito appunto di tecnologie, di start-up, e poi abbiamo visto anche che tipo di evoluzione ha fatto di Orbit per esempio, e per cui noi siamo veramente fieri di poter far parte di questo ecosistema allargato, diciamo. Però abbiamo ritenuto assolutamente doveroso creare un challenge per noi stessi in questo tipo di progetto. Però colgo l'occasione perché in quanto di sfida noi siamo pronti a accoglierlo, penso che il Presidente Zaia non difetti, ecco, intrapresa. Però è importante chiarirci su una questione che l'abbiamo apprezzata soprattutto in questi 2 giorni trascorsa io e il dottor Menichesso con il nostro staff a Bruxelles, a Piazza. L'idea del Veneto, della regione del Veneto e del nostro Presidente è quella di portare in campo le squadre, lasciarle giocare, la SEFER. Cioè noi vogliamo essere una regione, perché lo abbiamo fatto anche in pieno Covid, che non vuole appesantire burocraticamente nessun attore, nessun player. Noi vogliamo offrire le migliori occasioni per giocare in campo, ma noi poi stiamo a bordo, perché solo così il fare impresa può esprimere al meglio le proprie potenzialità. Quindi ci sta bene anche coordinare tutte le regioni, ma con una regola che sia chiara. Dobbiamo semplificare le regole del gioco. Non dobbiamo burocratizzare un giocattolo che altrimenti poi è fatto per pochi addetti ai lavori. No, occorre che questo giocattolo abbia gambe robuste, forti, e quindi noi amiamo essere pragmatici perché si devono offrire occasioni, chance, ma poi lasciare gli attori fare il loro gioco in campo. Andiamo a bere questo prosecco?